Sta infiammando un'estate già calda la forte presa di posizione di Don Marino sul bollettino della parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego, in cui, riprendendo la controversa copertina di Famiglia Cristiana, avverte vade retro ipocrisia. L'ipocrisia veramente è un virus letale che ci sta distruggendo tutti ed è bene debellarlo con qualche antibiotico finché facciamo in tempo. Don Marino lancia una sfida all'interno della Chiesa perché si affrontino prima i problemi interni che si sono per troppi anni taciuti. Cerchiamo di avere il coraggio prima di tutto di guardare dentro la nostra area e di dedicare la copertina Vade Retro a persone che, ripeto, sono più motivo di scandalo di Salvini, almeno a livello cristiano. E quindi Vade Retro pedofili, Vade Retro cardinali, vescovi, che ci predicate tanto sull'accoglienza e siete i primi ad avere grandi appartamenti e non accogliere neanche un cane. L'editoriale non vuole essere né una difesa del ministro dell'Interno né un attacco all'accoglienza dei migranti. La Chiesa però deve prima di tutto dare l'esempio. Non ho mai nominato Salvini, infatti io non la metto sul piano politico, non voglio difendere Salvini, che se vuole si difenda da solo, oppure penso che sappia farlo benissimo. E io sono per l'accoglienza assolutamente, infatti io ho una canonica vuota, accoglierei volentieri chiunque, l'ho chiesto anche in curia di farlo. Secondo il parroco di Albignasego, la Chiesa deve sapersi rinnovare e migliorarsi. Le mele marce, che sono dentro a tantissime altre mele buone, devono essere tirate via prima che marciscano tutto il resto del sistema. E quindi bisogna avere il coraggio di dire chi sono e di eliminarle dal cesto, perché altrimenti sennò avremo sempre più le chiese vuote e anche se ce lo chiediamo non sappiamo dare una risposta, quando alla fine la risposta c'è. Dobbiamo essere veramente persone coerenti e credibili fino in fondo.